buongiorno, io sono Luca Tosolini, sono uno dei 2 tutor del percorso di grafica, di trattore grafico qui all'ENAI di Pasian di Prato, che è uno dei 5 percorsi professionali proposti in questa scuola, ed è un percorso proposto ai ragazzi che finiscono la terza media e che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro nel modo più veloce possibile. Infatti è un percorso triennale ed ha un taglio fortemente professionalizzante fin dal primo anno, giusto per capirci il rapporto fra moduli dell'asse professionalizzante, quindi di grafica, e moduli di materie, chiamiamole così, trasversali come italiano e inglese, è su 33 ore a settimana 19 sono di laboratorio, fin dalla prima, quindi è impostato in maniera molto professionalizzante. Questa è una delle caratteristiche del percorso. Il percorso, come dicevo, è triennale, al termine del quale c'è un esame che porta a un titolo di studi che si chiama qualifica professionale. Il diploma di qualifica è un 4° livello nella European Qualification Framework, l'EQF di cui vi dicevo prima. Cosa facciamo qui? Allora, nei 3 anni vengono sviluppati, parlo ovviamente dell'asse professionalizzante perché nelle materie, diciamo, trasversali sono le materie classiche. Ecco, nell'asse professionalizzante quello che facciamo è formare i ragazzi, prepararli e introdurli a quello che è il mondo della grafica, che però è un mondo molto vario, molto eterogeneo, e qui mi piace, spesso faccio il paragone col buffet piuttosto che col pranzo. Viene dato un assaggio di tante materie, tanti moduli che sono abbastanza vari, perché oltre all'asse, diciamo, centrale che ha a che fare con i software Photoshop, Illustrator, InDesign, quindi si lavora su elaborazione immagini, creazione di illustrazioni vettoriali e impaginazione, quindi diciamo mettere insieme elementi visivi, elementi testuali, elementi diciamo testuali e immagini. Ecco, oltre a questo, questa linea qua si esplorano anche altre linee. Una è quella delle animazioni e dei video, e qui il software di riferimento che utilizziamo è Adobe After Effects, e quindi si insegna a diciamo acquisire immagini, elaborarle, produzione, post-produzione, ma anche a generare animazioni vere e proprie in 2D. Poi c'è il versante web, che è quello un po' più tecnico, dove tocca imparare del codice HTML, CSS, Bootstrap e quant'altro, il cui risultato finale è la realizzazione di un'interfaccia grafica per il web. E poi a questo, dal secondo anno, perché è un po' più complesso, si comincia a lavorare anche nel mondo del 3D, e qui il software di riferimento che utilizziamo è Cinema 4D, però viene utilizzata anche una serie di altri tool, altri software che hanno a che fare sempre col mondo del 3D, e quando parlo di 3D parlo principalmente di modellazione, ma anche di alcuni elementi di animazione 3D. Al termine del percorso l'allievo ha quindi un'infarinatura generale su quello che è il mondo della grafica. Ovviamente però in 3 anni o anche in 4 non è pensabile esaurire e formare un grafico fatto e finito. Poi c'è chi esce da qui ha 2 sostanzialmente strade. Una è quella di continuare a studiare per arrivare a un diploma ed eventualmente anche poi iscriversi all'università. L'altra è quella di cominciare nel mondo del lavoro, ma chiaramente difficilmente diventerà art director in una grande agenzia di comunicazione subito, dovrà farsi la gavetta e quindi progredire dal mondo del lavoro. A proposito dell'allacciamento col mondo del lavoro, va detto che fin dal secondo anno i ragazzi assaggiano quella che è la realtà professionale del territorio, perché cominciano l'esperienza di stage aziendale, e quindi in seconda si fanno un pacchetto di 160 ore, che è praticamente un mese, con 40 ore a settimana. In terza si fanno 240 ore, un mese e mezzo. In quarta addirittura chi decide di proseguire con la quarta, che ha un taglio molto più professionalizzante, si fa quasi metà anno scolastico in stage, perché per incernierare il più possibile quella che è la preparazione che gli diamo noi con quello che poi invece scopriranno essere il mondo del lavoro.
perché ovviamente quello che imparano in forma teorica poi applicato in pratica cambia molto a seconda di dove vanno a operare i ragazzi. Da quest'anno inoltre abbiamo inserito in pianta stabile, perché in realtà era già un po' di anni che facevamo dei moduletti integrativi di fotografia che quest'anno sono entrati nel piano curricolare, quindi da quest'anno c'è anche il modulo vero e proprio di fotografia, e quindi teoria della luce, acquisizione immagini, rielaborazione. Altra cosa che va segnalata secondo me è che tutti i nostri docenti non sono semplicemente professionisti che lavorano e operano nel mondo della grafica, e questo diciamo che è un'ulteriore cerniera col mondo del lavoro.